Io se metabolizzo il fatto che posso tranquillamente terminare la mia esistenza qui, più di 3 minuti ci posso stare tranquillamente. Sei sicuro? Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You on repeat, you can see cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. I try to help you, but you keep reading between the lines. There's nothing there for you to complicate, we're not aligned. You say you listen, but guessing that's just another sign. Not growing up, you're growing old, your life keep passing by. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Ma buongiorno compari e benvenuti nell'episodio 45 del Sicily's Journey. Oggi siamo a Sciacca, soprannominata da molti le 5 terre della Sicilia. Partiamo con il video. Qui è il Matteo del futuro che vi parla, per dirvi che solo il 5% di voi è iscritto al nostro canale. Inoltre da oggi tramite i super grazie potete donare una piccola cifra per supportare il nostro lavoro e farci andare in luoghi sempre più inesplorati, sempre più fighi e soprattutto portarvi contenuti sempre più di qualità. Detto ciò, continuiamo con questo fantastico video. A sunny day, right there you took my breath away. Young and pretty, was it just a dream? The next day you called me up, you told me I'm your little buttercup. La nostra avventura parte proprio dalla villa comunale. Abbiamo trovato parcheggio proprio sotto la villa con un bel parcheggio strisce bianche e ce la stiamo facendo a piedi senza problemi. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue, I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish that you were mine. I can't get enough. Hopeless lover. I woke up all soaked in sweat, weird chills running down my neck. Molto carino il viale principale, pieno di negozi che vendono prodotti locali e non. Ma adesso noi siamo appena arrivati in Piazza Duomo e vi facciamo vedere quanto è bella. Ma non prima di aver fatto una fantastica colazione. I'm going crazy from just the thought of you. A long blonde hair and your beautiful smile. Your sense of humor makes it all worthwhile. Don't make me wait, it's not a funny game. Super pistacchioso. Please tell me our love is real. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue. E questa ragazzi è la cucchiatella, un dolce tipico di Sciacca. Una pasta di mandorla ripiena, molto buona. Contento Luigi? È felice, la mia pancia non brontola più. Anche se ci è letteralmente costato un'ora, questa manovra era quello che ci voleva. Adesso iniziamo la vera esplorazione di Sciacca partendo proprio dal Duomo. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish this girl were mine. And I can't get enough. Hopeless lover. It's quiet, oh so still here in the afternoon. Knocking on my chest.
you put my mind to rest. So now I'm asking dear God, is there still love? Duomo costruito nel 1200 e poi rifatto in epoca barocca nel 1500 circa 1600. Ne riporta infatti i segni tipici dell'epoca. Entrando nel Duomo notiamo subito le 3 navate e delle cupole presenti nelle navate laterali per quasi tutta la lunghezza della chiesa e poi un tetto che è realmente spettacolare, ragazzi. You that I love. It's you. You that I you, yeah. You that I love. You that I love. E a 2 passi dal Duomo, continuando ancora il corso principale, troviamo Piazza Scandaliato, che è una piazza grandissima con un panorama mozzafiato su Sciacca. Never was ready for love. All the fun times we had. Tell me, do I ever miss that? I try to figure this all out for myself. E proprio in mezzo a Piazza Scandaliato abbiamo notato dell'ex collegio dei Gesuiti, che è una figata pazzesca ed in questo momento è stato riconvertito a teatro. Una figata. Waiting for your love to come home. You got me feeling so dumb, stupid in love. When you go, just say so. I'm done. Waiting for your love to come home. You got me feeling so dumb, stupid in love. When you go, just say so. Una cosa che stiamo notando all'interno di Sciacca, nello specifico in via Vittorio Emanuele, che è quella principale, la via principale, è che questa città è piena di palazzi molto importanti che al momento risultano chiusi o privatizzati. È un vero peccato che non si possano visitare, ma una cosa che si può visitare e che stiamo andando a vedere sono le porte di Sciacca. I finished us before we even begun. Thank God. All the fun times we had. Tell me, do I ever miss that? I try to figure this all out for me. Ed ecco la prima delle 3 porte che visitiamo oggi, ovvero i vecchi 3 ingressi della città di Sciacca. Porta San Salvatore, molto ben conservata, con tutti questi rilievi che ci sono attorno, approvata. Inoltre, se si attraversa Porta San Salvatore si arriva dritti alla chiesa del Carmine, che dall'esterno è una figata pazzesca, però ne ho notato un po', è chiusa oggi. You got me feeling so dumb, stupid in love. When you go, just say so. Siamo giunti a Porta Palermo, porta eretta nel 1700 durante il regno di Carlo II, cui sopra ancora porta il simbolo della casa regnante, ovvero l'aquila con le ali spiegate. Stiamo immergendo nei vicoletti di Sciacca per andare nell'ultima porta. Quale? Porta San Calogero. Waking to the sound of the beat. La strada per arrivare a Porta San Calogero è davvero lunga, noi ci stiamo perdendo per i vicolini di Sciacca, ci siamo appena fermati davanti chiesa San Michele Arcangelo, perché è un bel punto visto che alle nostre spalle abbiamo La chiesa di Santa Maria dell'Itria e la piazza di Gerardo Nogeta con una bellina fontana. If we only take a little break, we could stay together if my love for you is a little fake. Arrivati all'ultima porta di Sciacca, Porta San Calogero, che ci porterà dritti al Castello dei Luna. You know you can't hold on to, hold me to your heart when you know I'll always leave you
Siamo giunti al Castello Luna qui alle mie spalle, castello eretto nel 1380 da Guglielmo Peralta. Porta questo nome curioso perché diede in sposa sua figlia ad Arturo Luna e quindi da qui il nome. Si regge nella parte più alta della cittadina lasciando un panorama stupendo. Oggi sono rimasti 4 complessi, praticamente la torre della difesa, la torre cilindrica, il palazzo del conte e la torre grande. Certo, da martedì a domenica dalle 9 alle 13. Purtroppo noi siamo arrivati proprio nel momento in cui è chiuso. Ma non poteva mancare, prima di andare a pranzo, la fantastica scalinata di Vicolo Puccio, questa scalinata lunghissima che ci porterà fino al nostro pranzo. Natura perfetta e si scioglie in bocca. Calamata con ragù di triglia, buciate pistacchiose E sgombro con patate. Trattoria La Matrice, stupenda, abbiamo pagato 30 euro a persona per un antipasto, 3 primi, 2 caffè e 2 dolcini, 2 calici di vino e un'acqua, giudicate voi. Amici, arrivati al Monte San Calogero dove nasce l'omonima basilica, ma prima Prima è arrivato il momento di entrare nella parte esperienziale del video, in quanto grazie alla collaborazione con Sciacca Città dei Cinque Sensi andremo a fare un'esperienza unica che si può fare solamente qui. E adesso partiamo subito. Allora, benvenuti alle grotte vaporose del Monte Cronio. La storia che vi raccontiamo inizia qui perché se noi fossimo stati qui 200 anni fa, più esattamente nel 1831, avremmo visto un'eruzione in mezzo al mare, perché nel canale di Sicilia tra Sciacca e Agrigento c'è un vulcano sottomarino che si chiama Empedocle, che è un vulcano grande quasi quanto l'Etna. Questo è il nostro totem che ci identifica come uno degli infopoint del Museo Diffuso dei Cinque Sensi. Il Museo Diffuso dei Cinque Sensi è una cooperativa di comunità fatta di più di 100 soci che cercano, ognuno la propria parte, di far sviluppare il nostro territorio. Questo luogo riunisce non soltanto questa parte scientifica che vi dicevo, ma anche religione e mitologia. E cominciamo proprio dalla religione, dalla grotta di San Calogero. Alcune lo vedono come perseguitato che scappava dalla Calcedonia, che sarebbe la moderna Turchia, altre come colui che chiese il permesso a San Pietro di evangelizzare e arrivò in Sicilia. Qui ha trovato il luogo perfetto perché lui era un eremita, quindi viveva lontano dalla comunità, però ha trovato un luogo molto molto confortevole, isolato, ma se voi già cominciate ad avvicinare la mano qui, percepite il calore che arriva dalla terra. Qua comincia la parte un po' più scientifica. Qui abbiamo quindi questa sezione del Monte Cronio formata da una serie di cunicoli, gallerie e grotte di origine carsica, quindi gli elementi atmosferici, la pioggia, hanno piano piano scavato questa roccia. Queste grotte fino a 4000 anni fa erano abitate, prima non c'era il fenomeno vaporoso, poi si è scatenato. Una delle crisi più accreditate è quella che la grotta più chiara, che è quella più alta, attraverso un terremoto si è andata a coincidere con una fonte di calore. Da dove viene questo calore? Come dicevamo prima, probabilmente arriva dal vulcano Empedocle. Del vulcano Empedocle fa parte questo isolotto. Si è creato attraverso l'eruzione nel 1831, aveva un diametro di 1 chilometro, un'altezza di 60 metri e una larghezza super giù di 300 metri. Le eruzioni erano frequentissime, ogni 3-5 minuti. Cosa succedeva? Eruttava, si fermava l'eruzione, si riempiva di nuovo tutto d'acqua e poi esplodeva di nuovo. Comunque l'isolotto, finito il fenomeno vulcanico, con il moto ondoso si è eroso e adesso
adesso è 7 metri sotto il livello del mare. Stiamo per entrare dentro le grotte. Adesso entriamo nella grotta più fresca, che va a una temperatura che va dai 37 ai 39 gradi, con il 100% di umidità. Ah, proprio quello che ci voleva. Come Matteo? Mi sento rinato. Curato da qualsiasi male, ve lo consiglio perché... Com'è? Sta benissimo. Speggerò la nostra fotocamera al 100% di umidità. Sì, ci riesce. Ragazzi, usciamo? Comunque è una figata pazzesca, ve lo consiglio, se venite a Sciacca dovete venire per forza qua. Comunque sicuramente la cosa positiva è che uscendo da qua, Si sta da Dio Anche con se- 40 gradi. anche se poi c'è caldo, Adesso entriamo invece nella grotta un po' più calda, che ha una temperatura tra i 39 e i 42 gradi. Sto aprendo la porta, si percepisce una potenza assurda che esce dal sotto la porta. Com'è? Sto curando. Sto da Dio. No, ragazzi, esce una potenza da qua sotto e proprio ti prende, Ti rapisce. ti rapisce e ti avvolge. È incredibile. Il vento. Guardate il vento. io se metabolizzo il fatto che posso tranquillamente terminare l'esistenza qui, più di 3 minuti ci posso stare tranquillamente. Sei sicuro? Peppe, perché c'è il braccio lucido? Questo è perché sono shiny adesso. Sta iniziando a brillare di luce propria. E adesso che uscite, si sta da Dio. Comunque, questa esperienza non potete farla in nessun'altra parte se non qui. Sciacca è famosa per queste terme da sempre, quindi è l'unico posto in cui farla. E le hanno riaperte da poco, quindi è un'occasione che non dovete farvi sfuggire. Appena usciti, esperienza unica nel suo genere che difficilmente proverete in qualsiasi parte del mondo. Abbiamo pure il braccialetti, siamo cittadini onorari adesso. Sciacca, Città dei Cinque Sensi ci ha assolutamente accolto, ci hanno fatto fare un'esperienza incredibile. Esperienza che potete tranquillamente replicare anche voi, in quanto è assolutamente gratuita. Vi lasciamo qui giù il link al loro sito. Verificate costantemente gli orari, non ve li lasciamo perché potrebbero cambiare da un momento all'altro. Ma non è ancora finita, in quanto adesso esploriamo prima la basilica e dopo proseguiamo con altre esperienze uniche. Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier. We don't need to work so hard. We don't need to act strong. It's been too long. Love is lovely when it starts. Come with an open heart and give romance a chance and get to know me just for me. Don't bail out and leave. Know me. Take the time to dig deep. Santuario San Calogero, letteralmente un museo sacro unico, Incantevole. imperdibile. Ma adesso noi ci stiamo teletrasportando di nuovo a Sciacca Centro per partire con le esperienze uniche. And all the while you were waiting, I was waiting for you. I couldn't take the time off to do the things that you do, but I was waiting for the moment to... La nostra prossima tappa sarà quella di andare a vedere la lavorazione del corallo, sempre grazie al Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, dal momento che il corallo di questo territorio è davvero molto particolare ed unico. Intanto grazie per l'attenzione che state riservando al nostro laboratorio, alla nostra città. Noi
Il nostro progetto è definito Oro di Sciacca proprio perché vuole dare visibilità al corallo di area mediterranea, e la prima cosa alla quale abbiamo pensato oltre 30 anni fa, quando decidemmo di spostarci dal mondo del commercio verso l'artigianato, è stato quello di mettere in evidenza l'importanza e il valore di quello che potete vedere dentro questo laboratorio. Questi strumenti che sono il primo impatto iniziale al quale il cliente, il visitatore, viene a trovarsi proprio dentro il laboratorio. Non più i laboratori chiusi nel retrobottega, ma i laboratori che diventano bottega, che diventano elemento proprio di esperienza, e per questa ragione all'interno del nostro laboratorio i nostri visitatori si possono accomodare e affrontare, diciamo, la esecuzione e la lavorazione delle materie naturali come pregiate, come quella del corallo di Sciacca. Il nostro corallo, essendo un corallo fossile, ha delle cromie identitarie fortissime che sono date da questo color salmone, che essendo un corallo che è stato sottoposto a azione di innalzamento della temperatura, ha subito quindi anche degli effetti di variabili di cromie, di colore, in una delle linee che poc'anzi stavi fotografando, e sono evidentissime. Realtà come quella che vi abbiamo fatto vedere puntano a valorizzare e preservare sia la natura che la storia della Sicilia, per cui è importante approfondirle. Il nostro consiglio è quello di passare e farvi raccontare anche a voi in maniera approfondita quello che abbiamo vissuto noi. Sciacca è città della ceramica, fa parte del circuito nazionale delle città della ceramica ed è un centro importantissimo nei 39 centri della ceramica italiana. I colori della ceramica di Sciacca sono il giallo arancio, il blu oltremare e il verde ramina. Con il Museo Diffuso dei Cinque Sensi abbiamo strutturato l'offerta della ceramica anche in modo ricettivo, nel senso che abbiamo introdotto i turisti nel processo produttivo della ceramica. Il regime concorrenziale delle botteghe saccensi non si basa tanto sul prezzo concorrenziale tra le botteghe, ma si basa sulla differenza di prodotto tra una bottega e l'altra. Ogni bottega è specializzata in un proprio prodotto. C'è chi è specializzato in pigne, teste di mori, servizi da piatti, pavimentazioni. Questa bottega è specializzata in uniformologia, figurinistica e facciamo appunto le statuine. Il turista qui può chiedere di modellare oppure decorare o fare entrambe le esperienze. In più l'oggetto che il turista produce se lo può portare a casa. La visita che abbiamo fatto al laboratorio di ceramica è stata unica e ci ha fatto anche capire che Sciacca non è una città solo da visitare, ma da vivere a tutti gli effetti. Questo perché hanno messo in piedi un tipo di turismo estremamente esperienziale che solo venendo e provandolo con i vostri occhi e le vostre mani sarete in grado di capire. Quindi noi vi consigliamo in maniera più assoluta quella di venire a provare queste cose al di là del nostro video su YouTube. Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer E siamo arrivati giù al porto di Sciacca, che regala dei colori e una vista spettacolare. in all the colors. Summer Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that.
E allora compari, siamo arrivati alla fine anche di questo fantastico episodio. Che Sciacca fosse una perla esteticamente incredibile, non stava a noi dirlo, ma l'abbiamo scoperta come una città da vivere prima di tutto, in quanto le bellezze sono qui ad aspettarvi sempre, ma anche i loro cittadini sono pronti ad accogliervi a braccia aperte. Siamo stati piacevolmente colpiti dal turismo che è in grado di sviluppare questa città, dove il turista non è un semplice turista, ma un cittadino temporaneo e come tale viene trattato. Detto ciò, per fare tutto quello che abbiamo fatto noi oggi e anche quello che non abbiamo fatto, ovvero tantissime cose, tutti i link per il Museo dei Cinque Sensi sono in descrizione e come al solito vi do appuntamento al prossimo episodio del Sicily's Journey. Faccio un video.